Buonasera a tutti e a tutte, che se no dopo vado male, che mi bacchettano subito. Oggi è la giornata. Che dire, ci abbiamo preso gusto. Direte di far cosa? L'anno scorso non abbiamo voluto fortemente tenere aperto il padiglione Venezia alla Biennale, nonostante i tempi fossero quelli che fossero. Quest'anno abbiamo avuto uno veramente bel successo al padiglione Venezia e devo ringraziare Giovanna Zabotti e Maurizio Carlin, che se no dopo non torno a casa. No, scherzo, torno a casa sempre. Ma veramente un padiglione di altissimo livello. Abbiamo portato la stampa estera che durante i 2 giorni della regata storica che è rimasta veramente, veramente impressionata, come me peraltro. E niente, quindi queste sono conferenze fuori dal padiglione biennale, diciamo, come c'è il fuorisalone c'è anche il fuori padiglione. E quest'anno abbiamo 4 conferenze che, devo dire la verità, si farà fatica a saltare. Ringrazio anche l'Ordine degli Architetti che ha supportato tutto questo. Io non posso fare a meno di ragionare sul tema della conferenza di oggi, di ragionare da persona che ha vissuto 58 anni, figlia del mio babbo, quindi che è architetto, e 56 quasi, sorella di un architetto, e vedendo e lavorando per 30 anni in uno studio di architettura. Quindi sono domande che ci facciamo tutti, no? Io credo che il senso, qual è il senso dell'abitare? Io leggo, no? L'architetto ho avuto il piacere di sentirlo ieri in inglese, devo dire la verità che anche l'inglese, che non è la mia lingua, mi ha aperto un mondo e mi ha proprio carpito, cosa che non è difficile perché io sono non è facile perché io ragiono su 3-4 cose contemporaneamente, però ieri proprio mi sono fermata ad ascoltare, quindi credo che oggi sarà una cosa estremamente interessante. Ma il senso dell'abitare credo che sia una domanda che è ancora più di attualità oggi. Dopo una situazione di quel genere che abbiamo passato, abbiamo anche molto cambiato il senso dell'abitare, no? Abbiamo delle esigenze diverse. Io ricordo in ufficio si parlava la solita disquisizione, forma, funzione, mi faccio la casa, no, devi farla così, devi farla colà, perché voglio dire, avendo architetti in casa ognuno dice la sua, e invece ho fortemente difeso le mie idee, perché poi ognuno deve stare bene dove sta, e credo che fondamentalmente il luogo in cui anche non è solo abitare come vivere in una casa, ma è abitare come stare negli spazi, no? E io lo dico adesso da assessore del patrimonio, ho questa avventura di avere questa serie di spazi su cui magari dobbiamo interrogarci e riflettere, perché magari sono spazi che vengono messi anche a servizio della comunità. Io ho spazi che vanno dati all'associazione, ma magari ho spazi che mi risultano e su cui bisogna farsi delle domande, perché chiaramente non sono costruiti, perché arrivare a quello ci vuole un bel po', no, architetto? Cioè, bisogna essere un po' visionari, però intanto qualche spazio ce l'ho, e magari saremo più fortunati quando penseremo di intervenire prevedendo, cioè pensando prima a come gestire questi spazi. E io leggevo qui, quindi la parte architettonica, diciamo che dopo è chiaro, l'architetto De Lucchi vi stupirà, ma quando leggo specializzate in età evolutiva nella psicologia dell'abitare, ecco, mi è venuto un collegamento. E dico, forse i bambini hanno, cioè la pulizia della mente ci permette un attimo di percepire di più lo spazio. Io ho questa sensazione, no? Che spesso e volentieri siamo condizionati, e invece, e credo che questo sia anche il procedimento che
Ho sentito ieri per 10 anni ha fatto l'architetto De Lucchi, cioè di togliersi dai muri. Questa cosa mi ha colpito molto, no? Noi siamo una città di ponti, però quando viviamo nella nostra casa siamo costretti in dei muri, e questo c'è ancora più pesato in questo anno e mezzo. Infatti è vissuto meglio chi aveva degli spazi aperti, e c'è mancata anche tutta quella socialità che poi è quella che fa parte, che vogliamo o non vogliamo, della vita dell'uomo, perché mi stavo bene adesso, sì, se scegli, non se ti obbligano, ok? Io sto bene solo a casa mia, però se non puoi uscire hai voglia di uscire, quindi dobbiamo un attimo riflettere su questo, e credo che, e devo dirlo anche, ho detto, come si dice in veneziano, a scottadeo, cioè immediatamente ieri all'architetto, ieri l'ho sentito alla conferenza, al convegno che abbiamo fatto sul Bauhaus of the Sea, che molto probabilmente siamo più vicini alle soluzioni di quanto pensiamo, ma perché ci sono persone che da 10 anni pensano a queste cose. Allora cosa vuol dire? Che noi possiamo capire il futuro, cercare di immaginarlo solo se siamo dei visionari. Se non lo siamo, credo che perdiamo quella che è la nostra sfida principale, cioè quella di stare e di vivere bene in qualsiasi ambiente, che sia di qualsiasi tipo. È chiaro, la casa poi e gli spazi sociali sono gli spazi dove col lavoro passiamo più tempo. Quindi credo che questo senso dell'abitare, questa interazione fra architettura e psicologia sia estremamente interessante da osservare, proprio perché potrebbe essere anche un pensiero da portare in anticipo, no dopo. Cioè, cosa facciamo di sta roba qua? Che mettiamo dentro questo e questo? No, pensiamo prima. Forse pensare prima qual è il contenuto e chi abita il contenuto ci può dare una mano seria a fare non solo dei bei contenitori. Questa è la lotta familiare, architetto, io sono una storica, quindi fuori mettiamo, come si suol dire, però il contenuto, chi ci vive dentro, chi li occuperà, che cosa si aspetta, credo che possa dare una grossa mano al contenitore a non fare dei monumenti per se stessi. Ecco, io su questo ho sempre lottato, ma non troppo con i miei parenti, perché i miei parenti sono abbastanza, avendo una madre in casa che li picchia per certi versi, sono abbastanza sul pezzo, no? Cioè mio papà pensa sempre a quello che potrà essere dopo. Però io credo che sia mancata forse questa riflessione, e io credo che questi siano tempi maturi per questa riflessione, nelle more di quella interdisciplinarietà che probabilmente farà parte del prossimo futuro, del nostro prossimo vivere, perché io credo che la scienza ci abbia dato delle risposte, l'umanesimo ce li abbia dati degli altri, adesso sarà la nostra responsabilità sarà legare una cosa all'altra probabilmente per avere, e ne sono convinta, quella rigenerazione non solo urbana ma soprattutto umana che deriva da questo periodo. Grazie. In collaborazione con l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Città Metropolitana di Venezia, che qui con orgoglio rappresento in qualità di segretario, portando i saluti del nostro Presidente Roberto Beraldo, e in collaborazione con la Fondazione degli Architetti di Venezia, oggi si apre un ciclo di conferenze del Fuori Padiglione Venezia per Padiglione Venezia. Protagonista di questi incontri e di altri è l'architetto Michele De Lucchi, che ringraziamo per la sua disponibilità
e che oggi dialogherà sul tema del senso dell'abitare con la dottoressa Donatella Caprioglio. Designer, architetto e scrittore, Michele De Lucchi è uno dei principali rappresentanti del design italiano degli ultimi decenni. La sua fama è legata a molte architetture e prodotti importanti, tra i quali la lampada Tolomeo, la più venduta al mondo. Prodotta da Artemide nel 1987, gli è valsa il Compasso d'Oro 2 anni dopo, il primo di una lunga serie di premi e riconoscimenti. Nel 2018 nasce il suo progetto di ricerca Earth Station, concentrato sull'evoluzione del concetto di funzione nell'architettura e sul bisogno di edifici simbolici rappresentativi. Oggi ci racconterà l'ultimo capitolo di questa ricerca, Happy Stations, una tipologia di condomini innovativi e sperimentali. A dialogare con lui la dottoressa Donatella Caprioglio, psicologa, psicoterapeuta, specializzata in età evolutiva e nella psicologia dell'abitare e autrice di numerosi libri. La dottoressa Caprioglio si divide tra Venezia e Parigi, dove insegna. La casa per lei rappresenta un archetipo universale e come tale risponde a dei bisogni profondi di ognuno. Permettetemi di aggiungere 2 parole a chiosa di questa breve presentazione. Il nostro anno, l'anno così come l'abbiamo concepito nell'arco della nostra vita e come ce lo ha raccontato chi appartiene alle generazioni precedenti, è finito in Italia il 9 marzo 2020 con il primo lockdown. Volenti o nolenti, a partire da quella data, i capitoli del grande libro sulla narrazione del viaggio sul pianeta Terra non hanno più potuto essere scritti non tenendo conto di quanto è successo. Per un anno ci siamo fermati, ci siamo chiusi in casa, abbiamo iniziato a guardare il mondo dalla finestra. Siamo a metà del secondo anno del coronacene. Ancora stiamo combattendo. Timidamente abbiamo ripreso a stringere qualche mano, salvo poi disinfettarcela con abbondante dose di amuchina. Stiamo cercando di trasformare una situazione anomala in normalità. Ecco, oggi più che mai c'è fame di visionarietà, nell'accezione positiva del termine. E chi, se non un architetto, può portare il suo contributo a costruire una nuova visione del mondo? Ogni civiltà è animata e sorretta da una visione del mondo. I tedeschi la chiamano Weltanschauung. È una concezione della vita in relazione al cosmo e alle cose visibili e invisibili, concrete e spirituali. Proviene dalla religione, attinge dall'arte e dal pensiero, si lega ai caratteri, i costumi e le tradizioni, si riconosce in una storia. Una visione del mondo funge da modello e da idea fondativa, da riferimento comunitario e da orientamento per la vita. È stato il punto di coesione di ogni civiltà. Ecco perché l'ordine si fa promotore e garante di dibattiti come quello di oggi. Grazie. Buonasera a tutti. Io sono Giovanna Zabotti, sono il curatore del Padiglione Venezia e in questa veste vi do il mio profondo orgoglio, ve lo trasmetto perché questo progetto nasce più di 1 anno e mezzo fa e questo ve l'abbiamo appena raccontato e la cosa che ci è piaciuta di più fin dall'inizio è che l'architetto De Lucchi da subito ci ha detto: uno, ha portato il suo contributo generoso perché ha voluto che per primo fosse sistemato il padiglione. Prima ancora di cominciare il suo lavoro ha voluto che la casa avesse la sua identità e la sua dignità. Perciò ha voluto restituire, perciò ha detto: non date a me, sistemate il padiglione, cosa che per me è stato un gesto di una generosità incredibile e di intelligenza. E la seconda cosa che ci porta qui oggi è la sua disponibilità e la sua volontà a confrontarsi il più possibile con discipline completamente diverse per arrivare a una soluzione, a una risposta. Così come il Padiglione ha cercato quest'anno, con tanti argomenti, di dare delle risposte positive e di futuro. Questo è forse una delle cose più interessanti che io sento di dire. Perciò non mi dilungo, ringrazio ovviamente l'architetto Michele De Lucchi e Donatella Caprioglio che si è subito resa disponibile con grande entusiasmo a questo incontro e che già dalle prime battute con cui abbiamo potuto scambiare ho capito moltissime cose, spero che lo farà con voi stasera perché a me ha già aperto molti punti interessanti. E
vi do 2 informazioni tecniche per chiudere, mi sembra una cosa importante. Questo incontro appunto è il primo di 4 in collaborazione con un partner importante, quello degli architetti, perciò chi non si fosse ancora registrato, che avesse fatto la registrazione, la chiuda uscendo, così poi i crediti ci sono, così uniamo l'utile al dilettevole. E l'altra cosa è che i prossimi incontri ovviamente saranno pubblicati sempre all'interno dell'ordine, ma penso saranno altrettanto interessanti, perciò insomma vi invito a restare con noi in questo percorso. Grazie e lascio la parola a voi 2. Allora, comincio io su richiesta di Michele, ma lo faccio molto volentieri per presentare Michele, o almeno il Michele De Lucchi che conosco io. L'ho incontrato in un webinar promosso dagli architetti di Venezia, tra l'altro un'associazione degli architetti di Venezia, e non essendo io un architetto, naturalmente lo conoscevo di fama, però quello che mi ha colpito di questo uomo è stata la curiosità, la gioiosità e soprattutto l'attenzione per quello che stavo dicendo. E un'attenzione continua, con delle domande che aprivano delle risposte che non pensavo, di trovare da una persona così affermata. In realtà mi sono sentita per la prima volta non sola in questa battaglia un po' che sto facendo, e poi magari approfondirò, nel far capire il senso dell'abitare, partendo proprio dalla costruzione identitaria. Quindi ho conosciuto Michele e ho detto è un alleato. Questa è una bella cosa, perché come lui giustamente ha detto, e anche Paola, vuole abbattere i muri, dobbiamo eliminare i muri. Ecco, io non ho sentito pregiudizio, ho sentito spazio mentale. Noi psicanalisti lavoriamo con lo spazio immaginario che corrisponde per gli architetti al progetto, e lavoriamo anche sul pregiudizio, nel senso che il pregiudizio è un muro chiuso. Questo sua, convinzione, che è quello della condivisione, e io sono assolutamente d'accordo che chi lavora con spazi, come sono gli architetti, chi libera spazi, chi li costruisce, deve avere a che fare naturalmente anche con la persona, e quindi deve conoscere le persone, ed è bene che queste 2 discipline, l'architettura e la psicologia, che io ho denominato psicologia dell'abitare, si incontrino, dialoghino, e quindi sono qui molto felice di essere in questo spazio, tra l'altro, che io conosco perché ho aperto il mio primo centro spazio di ascolto nel 1993, la Porta Verde, quindi è un ritorno a casa. Ecco, si parlerà di case, ma si parlerà di spazi mentali, e credo che Michele De Lucchi sia la persona giusta, o io ho avuto la fortuna di incontrarlo, e mi auguro che questo sia un dialogo che continui. Grazie Donatella. Sì, ricambio moltissime delle parole che ha usato Donatella, perché anche per me è stato questo importante scoprirti in quel webinar dell'Albo degli Architetti di Venezia, dell'Ordine degli Architetti di Venezia, perché non avevo mai sentito parlare di psicologia dell'abitare, o se l'avevo sentito nominare, l'avevo sentito nominare come una cosa astratta, in qualche maniera un dettaglio di qualche cosa che non è quello. E invece con la Donatella l'ho trovato subito non solamente come tema, come dichiarazione, ma anche proprio come ricerca, come un argomento chiave sul quale lavorare. E proprio in quei giorni in cui ci siamo incontrati in bidimensionale, io ho incontrato Donatella in tridimensionale
solamente ieri, Sì. per cui è stato anche emozionante questo. E avevo cominciato a lavorare su questo tema dell'abitare all'interno di un grande progetto che è questo delle Aerostations, che è un progetto, come diceva la Paola, assolutamente visionario, astratto, ma che ha molto più realismo di tanti progetti costruiti invece con la pietra e col cemento armato, nel quale avevo affrontato il tema dell'abitare in senso pubblico, ma mai in senso privato. E la Donatella, che è sì psicologa dell'abitare, ma è soprattutto psicologa dell'infanzia, mi ha fatto capire che il tema della relazione con lo spazio, il tema della casa, del rapporto con la casa, con i muri di casa, con la forma della casa, con l'atmosfera della casa, avveniva proprio dall'infanzia, ed è una cosa estremamente consistente, estremamente tangibile dentro la nostra testa, che ho detto: ma possibile che non abbiamo mai progettato le case partendo da un punto di vista psicanalitico, da un punto di vista di analisi della mente dell'uomo, e non semplicemente di quelle che sembrano a noi i bisogni più normali. La Donatella ha portato qui un video che adesso io dico solo: ha portato qui un video, il resto lo spiega la Donatella, perché è un video che a me ha aperto gli occhi e mi ha fatto capire tantissimo di questo nuovo sistema di progettare che vorrei tanto nascesse nella mente degli architetti. Faccio solo una piccola premessa, poi parliamo dopo. Questo video cercate di guardarlo, è molto piccolo, dura 1 minuto e mezzo. Guardatelo bene, guardate l'espressione, è una neonata. L'espressione di questa neonata alla fine. Ecco, voglio solamente puntualizzare questo. Ecco, io ho voluto portare questo video per fare capire il senso dell'acqua su di noi. Quello che noi facciamo ogni giorno è un po' il senso dell'abitare, il senso anche delle nostre stanze, della nostra stanza da bagno. Noi tutti siamo stati 9 mesi dentro l'acqua e quindi abbiamo nella nostra memoria questo momento di rilassamento, questo momento di pace. Questa bambina appena nata ha ritrovato sotto l'acqua questa calma totale al punto che si è riaddormentata. Questo è il valore dell'acqua. Allora noi ci facciamo una stanza da bagno con delle meravigliose piastrelle, dei meravigliosi rubinetti, tutto quello che volete, però se non abbiamo capito il benessere che ci dà l'acqua,
se non la godiamo, perché abbiamo bisogno di questo rilassamento, se non abbiamo consapevolezza dei nostri bisogni primari, e questo è un bisogno, il rilassarsi. Tutti abbiamo una vasca da bagno o una doccia. Ecco, questo è capire il senso dei nostri spazi, anche i nostri spazi domestici. Per cui questa bambina che ritorna ad uno stato di nirvana ci mostra che potremmo farlo ogni mattina anche noi, concedendoci 1 minuto e mezzo di più. Ma quanto bene ci può fare questa consapevolezza? Questo è andare nel profondo e capire i bisogni. E di questo, perché ogni stanza, ogni spazio della nostra casa, poi se vuole ne parliamo con più profondità, è simbolico di una parte del nostro corpo e di un bisogno essenziale. La cucina, il cibo primario, e a seconda delle cucine che abbiamo sappiamo che rapporto, possiamo intuire che rapporto abbiamo con il nostro, con il rapporto che abbiamo avuto col nostro cibo primario, il rapporto con nostra madre. Magari c'è gente che non vuole cucina perché forse non ha avuto un buon rapporto, e questi gli architetti dovrebbero capire, chiedere dei perché. Il bagno, che rapporto abbiamo col nostro corpo? È un rapporto buono? È un piccolo tempio? Oppure è un guazzabuglio di cose? Quindi non diamo attenzione a quello che ci deve sostenere, quindi il bagno, dove c'è questa parte importante dell'acqua. Questa è la parte importante, perché noi possiamo ripararci. Quindi ogni stanza ha un valore simbolico, non mi voglio prolungare, però se non lo capiamo, non troviamo la chiave del vero senso, che è diverso per ognuno di noi, dell'abitare, perché tutto dipende, e questo lo posso dire come psicanalista di bambini, dalle costruzioni identitarie, quindi dai primi anni di vita. Perfetto, proprio avete capito sicuramente quanto rivelatore è stato per me questo video, e quanto rivelatore è stato proprio guardare quella bambina come i suoi sensi si disfano, si combinano, si rilassano, si combinano con questa materia che è l'acqua, che è la sua materia e il suo ambiente ideale, perché è appena uscito dal ventre di sua madre. Questo, pensate, lo vedevo in un momento nel quale stavo studiando la neurologia per capire come i neurologi spiegano la relazione dei sensi con lo spazio. Ho studiato come i nostri sensi si combinano per permettersi di camminare e di passare per la porta, ci permettono di orientarci, ci permettono di capire quello che è alto e quello che è basso. E la cosa superba che ho studiato e ho letto, e si combina esattamente con quello che dice Donatella, è che noi della realtà percepiamo solamente il 20% di reale. Tutto il resto, 80%, è frutto di una nostra condizione, che la Donatella chiama condizione identitaria, ma che è una condizione che noi facciamo dentro di noi in base al nostro vissuto. Tant'è vero che quella bambina aveva come suo vissuto il liquido amniotico. E questi assiomi, questi preconcetti, ma anche pregiudizi, questi valori simbolici che noi costruiamo dentro noi stessi, sono quelli che non solo costruiamo noi con il nostro vissuto, ma ci derivano anche dai nostri antenati, dai nostri genitori, dagli uomini preistorici che cercavano di scappare dai leoni, dalle belve e dalle tribù vicine, e che hanno fatto sì, lo spiego con una visualizzazione che non è mia ma che è molto utile per capirlo,
hanno fatto sì che nel nostro cervello si sono costruiti dei passaggi, degli shortcuts, delle scorciatoie per far sì che fossimo più pronti a reagire al pericolo. In pratica, i nostri, quell'80% di sistema di affrontare la realtà che noi abbiamo dentro di noi è costruito da una serie di scorciatoie per permetterci di reagire più in fretta al pericolo, per permetterci di sopravvivere meglio, per permetterci di essere più pronti a scappare nel momento in cui vedevamo una tigre o un elefante che si caricavano e non avevamo tempo di far sì che tutte le sinapsi del nostro cervello corressero in giro per il connectoma e arrivassero a farci prendere la decisione. Forse all'inizio, infatti, quelli che ce l'hanno fatta sono stati quelli che sono stati più bravi a farsi questi shortcuts nella testa per arrivare prima ad avere la reazione. Ecco, scoprire questo per me è stato veramente un paradigma. Sapete quei momenti nei quali dice, sì, cambia tutto, perché ho capito che anche la nostra maniera di progettare non è più oggi legata al problema di scappare dai leoni e dagli elefanti che caricano, ma nell'epoca nella quale noi uomini eravamo in qualche maniera spaventati dalla natura e preoccupati di sopravvivere alla natura stessa. Ma oggi è il contrario, siamo noi che ci dobbiamo prendere cura della natura, perché non è più la natura che si prende cura di noi. E quindi dobbiamo cambiare questi nostri shortcuts che abbiamo nella testa, che non sono più appunto ragioni di scappare o di aggredire, ma sono proprio ragioni di collaborare. La nuova grande rivoluzione è la collaborazione. E non è solo la collaborazione tra uomini, è proprio anche la collaborazione, per esempio, tra discipline, tra conoscenze, tra capacità di intendere le cose. Questa scoperta che ho fatto con la psicologia e la psicanalisi sono stati rivelatori proprio per capire che se vogliamo affrontare il grande tema della sostenibilità, dobbiamo incominciare a cambiare queste sinapsi che abbiamo nella testa e non aggredire il nostro interlocutore e dire va bene, se ti ho calmato, allora possiamo incominciare a discutere, se non ti ho ammazzato possiamo incominciare a discutere, se no va a finisse presto così. No, dobbiamo incominciare a cambiare completamente, dobbiamo cambiare questa maniera proprio neurologica di questo 80% di ragionamento che abbiamo dentro la testa e che ci fa comportare ancora come gli uomini preistorici. Però è giusto quello che dici, però bisogna almeno sapere che siamo determinati da questo, almeno ad avere la conoscenza di quello che tu dici. Perché io penso che, come dici tu, noi siamo sempre con il pregiudizio, cioè ci portiamo nel nostro DNA tutta la nostra storia, che viene dall'uomo che doveva difendersi dai lupi, no? E quindi che ha messo su una serie di pregiudizi che ha chiuso sempre di più l'apertura mentale. Quindi quello che sta succedendo, quello che è successo con il Covid è stata una grande botta a questo pregiudizio, perché abbiamo capito che senza gli altri non possiamo stare, come diceva Paola prima, e che abbiamo bisogno di condivisione, perché le città vuote ci spaventano, perché noi ci costruiamo attraverso lo sguardo dell'altro e quello che ci rende identitari è lo sguardo dell'altro. Ma quello che volevo dirti, ed è giusto che l'identità, visto che parli di identità, la nostra identità si costruisce proprio come una casa. Per fare una casa bisogna studiare il terreno e bisogna metterci molta attenzione sulle fondamenta. Poi la casa va su, si può rompere il tetto ma non crolla quando abbiamo fatto attenzione a questi primi due cose
fondamentali, e la nostra identità si costruisce esattamente come una casa, cioè dal nostro terreno familiare. Quindi la storia familiare conta molto, e questo voi architetti dovreste conoscere la storia dei vostri clienti, e dalle prime delle relazioni primarie nei primi 5 anni di vita, diciamo i primi 1000 giorni sono i 3 anni di vita, dove sono le sinapsi al massimo e dove si costruiscono proprio con un cemento affettivo, con delle relazioni buone, quelle che saranno la futura nostra identità. Perché io mi trovo a parlare con Michele adesso? Perché lavorando prima con gli adulti, poi gli adolescenti, poi sono arrivata ai bambini e soprattutto mi sono specializzata negli 0-3 anni, cioè la formazione delle fondamenta, diciamo, mi sono resa conto che nella patologia delle persone adulte e bambini, quando succede qualcosa nel momento delle fondazioni, l'identità, la persona si sente fuori luogo. E immaginate che la nostra identità dipende anche da quello che è il progetto di avere un figlio. Il vostro progetto degli architetti è lo spazio immaginario che ci precede, cioè quel desiderio, che è molto importante, di avere un figlio che si identifica nella stanza in più della giovane coppia che prende un appartamento, ma se non c'è questo desiderio, quella persona che viene al mondo, e può succedere un figlio nato dopo magari un fatto grave, un figlio non voluto, quanti di noi si portano dentro delle storie, una femmina piuttosto che un maschio piuttosto che una femmina. Ecco, questo sguardo di non accoglienza iniziale, vi assicuro, questo lo vedo nella patologia, dà già una non accoglienza, e le persone che hanno ricevuto questo nella loro storia, che è molto più semplice, molto più banale di quello che voi pensate, che non hanno usufruito di un progetto, di uno spazio mentale precedente, di una rêverie, di un sogno, si sentiranno persone erranti e persone fuori luogo tutta una vita. E potete incontrarle voi, architetti, perché cercheranno attraverso le mura, quelle mura affettive che non hanno avuto. Qui è la chiave di lettura di queste due discipline, perché voi fate un po' lo stesso lavoro mio, cioè costruite spazi, sì, fisici, ma costruite anche, che sono poi sempre spazi mentali, e molto spesso vi trovate di fronte a difese, a pregiudizi, a resistenze, a paure, e bisogna avere anche gli strumenti per riuscire ad abbatterli. Sono assolutamente sicuro che è così, assolutamente sicuro, anche perché in qualche maniera lo riscopro nella mia vita personale, come probabilmente ciascuno di voi lo ricostruisce nella propria. E questo proprio è parimenti condiviso tra la realtà fisica e la realtà immaginaria. Anche questo penso sia un altro argomento importante sul tema della sostenibilità, perché il messaggio dei valori simbolici è il messaggio dei valori più visionari, più astratti, più intangibili, è quello che costruisce molto di più che non la realtà stessa. Anzi, direi proprio che quel 20%, 80% che nominano i neurologi vale anche per noi stessi, per la realtà fisica e la realtà immaginata. La realtà fisica vale a volte molto meno della realtà immaginata, e lo sapete bene quando vediamo o abitiamo o usiamo uno spazio, quanto è il nostro bisogno di proiettare in quello spazio dei sogni, delle ambizioni, dei desideri che vogliamo entrino lì, diventino lì.
quando ero studente vivevo praticamente in 3 metri per 4 a Firenze e mi ricordo era la mia prima casa, era il primo momento di indipendenza, non solamente indipendenza perché ero fuori di casa, ma indipendenza anche per esempio da mio fratello gemello. Lo racconto spesso, ma io ho la barba così perché ho un fratello gemello che è identico a me e siccome eravamo i primogeniti di una famiglia molto numerosa, mia madre aveva trovato il sistema più pratico nel farci diventare una persona sola e ci chiamava gemelli, gemelli a letto, gemelli a mangiare, bravi gemelli, cattivi gemelli. E io fino a 18 anni, il momento in cui ho deciso appunto di scappare a Firenze a studiare architettura a Firenze, veramente lo dico provocatoriamente, ma è vero, non avevo mai sentito chiamarmi con il mio nome. E quindi quei 3 metri per 4 di Firenze per me erano proprio il mio posto, il mio luogo, era finalmente qualche cosa che mi apparteneva. E da di là mi sono incominciato a far crescere la barba. Adesso la Donatella mi psicanalizza. Sì, l'ho già psicanalizzato. Dovete sapere che durante il lockdown ho pensato, e questo è un po' il mio lavoro, che c'era molta sofferenza nelle persone. Cosa potevo fare con i miei mezzi, no? Allora mi sono inventata i caffè dell'abitare, che erano nella piattaforma Zoom, le persone potevano parlare delle loro case, un po' per parlare anche di loro, ma parlare della casa fa sempre piacere perché tutti hanno qualcosa da dire, no? Sulle proprie case. Quindi 14 persone si conoscevano via web e si parlavano tra di loro, e ho invitato anche Michele che è venuto a questi caffè, ha conosciuto altre 13 persone assolutamente sconosciute, e ognuno si è messo a parlare della propria casa, perché io facevo delle domande molto semplici, come vivi, eccetera. E allora adesso vi svelo un mistero. Lo svelo? Quello dei tavoli? Posso? Certamente, Posso? Certamente. Bene. Sì. Allora mi dice, ma scusami Donatella, ma perché io devo sempre aver bisogno di tavoli, almeno 4 tavoli, e nessuno me li deve toccare, cioè a livello territoriale devo marcare lo spazio. E in effetti questa storia che vi ho appena raccontato, l'essere gemello, non avere uno spazio differenziato, quindi le architetture infantili quanto condizionano sulle scelte future. Adesso Michele non solo è diventato Michele De Lucchi, ma ha avuto bisogno di rafforzarsi come identità, perché mi ha detto: ma non è che sono troppo egocentrico? No, non sei egocentrico, c'è una necessità di differenziazione, perché non c'è niente di peggio per un bambino che essere chiamato il gemello, di non avere un'identità, e questo fa soffrire, e spiega anche perché lui abbia bisogno di avere degli spazi per finalmente preservare uno spazio totalmente suo. Ecco. È così. Ecco. I miei tavoli, tra l'altro, sono molto geloso, perché se lascio le cose sul tavolo e qualcuno me le sposta, mi sembra di essere perduto, mi sembra di essere stato violentato nel mio intimo. Ma è una vera violenza, perché lo spazio personale, tu guarda un bambino, la prima cosa che fa quando comincia a gattonare, va subito sotto un tavolo, si crea la casetta. Per noi è fondamentale, proprio anche per esistere, separarsi dalla mamma e trovare la protezione. Quindi è vitale. Le persone che non hanno un angolo per sé, perché magari non tutti possono avere la stanza per sé, però se non ce l'hanno stanno molto male. Anche i carcerati in carcere, il loro angolo è personalizzato. Quindi è un bisogno vitale. Sì. E tra l'altro questo dei carceri, a me piacerebbe tanto un giorno, te ne parlo, perché mi piacerebbe proprio disegnare delle carceri ideali e delle prigioni nelle quali proprio
si lavora su questo, cioè Sì. si lavora sulla psicologia della persona, non solo capendo cosa è stata la ragione per cui ci si è messi sulla cattiva strada, No, ma bisogna ma anche su come si può fare per far sì che si ritorni in un atteggiamento sociale più. Ma paradossalmente, Michele, chi va in carcere cerca delle pareti protettive perché non le ha avute. E questo è già una cosa. E ti voglio dire di un'esperienza che ho fatto col carcere, con le donne del carcere di Lecce, che sono andata, tra l'altro a presentare un libro sulle case, contentissime, tutte mi parlavano, persone che stavano in carcere anche per molto tempo, perché avevano commesso dei crimini gravi. Però io chiedevo com'era la loro casa e mi parlavano sempre della loro casa in una maniera bucolica. La mia casa è bellissima, me la descrivevano come se il bisogno di pensare alla casa le mantenesse in vita. E quindi penso anche quanto sia importante per le persone nelle case di cura pensare ad una casa. Ecco, la casa per me, proprio in quel momento in cui incontravo Donatella e incominciavamo a parlare di questi temi, è stata proprio coincideva con il problema di capire come concepire in questo nuovo mondo del dopo pandemia, ma questo mondo della sostenibilità, del bisogno assoluto che abbiamo di trovare una formula per vivere su questa terra senza distruggere tutto e lasciando qualche cosa alle nuove generazioni che arriveranno. Ecco, mi sono concentrato sul tema di come si costruiscono gli ambienti pubblici e gli ambienti privati, cioè gli ambienti condivisi e gli ambienti intimi, perché non c'è verso, non potremo pensare ad un mondo fatto solamente di ambienti privati e non potremo pensare a un mondo fatto solamente di ambienti pubblici. Abbiamo bisogno di tutti e due, abbiamo bisogno di un'intimità nella quale appunto costruire la nostra identità personale e un mondo da condividere nel quale costruire un'identità di gruppo, un'identità sociale, ma anche costruire quelle relazioni che sono fondamentali per costruire noi stessi. Noi costruiamo noi stessi su quello che vediamo fuori di noi stessi. E così in questo grande progetto che vi dicevo delle Earth Stations, cioè delle stazioni del pianeta Terra, due parole per spiegarvi cos'è questo progetto. Le stazioni del pianeta Terra sono dei progetti che faccio insieme ad altre persone che sono i miei collaboratori senz'altro, degli altri architetti, ma anche appunto persone come Donatella, come psicanalisti, come antropologi, come neurologi, come fisici, come chimici, biologi e così via. Cercando proprio di mettere insieme il più possibile di queste competenze e di queste conoscenze per dare una nuova idea al progetto del futuro. Giustamente la Paola dice: come facciamo ad andare verso il futuro se non ci facciamo un'idea del futuro verso il quale vogliamo andare? Ho ragionato tanto e è stato un po' uno dei capisaldi anche del progetto del Padiglione Venezia su come instaurare un'idea per la quale i muri, diceva anche questo anche la Paola, i muri non sono dei muri fatti per dividere, ma i muri sono fatti per mettere insieme. Non è ingenuità o solamente un giro di parole, perché noi i muri, lo sappiamo, servono per non avere caldo d'estate e freddo d'inverno. I muri li facciamo per proteggerci, i muri sono fondamentali per tante ragioni, ma nel momento in cui li costruiamo, se invece
di pensare di costruirli, come anche abbiamo imparato a scuola, come ho imparato io a scuola, come tutti gli architetti imparano a scuola. I muri si servono per dividere il bagno dalla cucina, la cucina dalla sala da pranzo, la sala da pranzo dal salotto, il salotto dal corridoio e così via. Se invece pensassimo che i muri sono fatti, li stiamo disegnando con un concetto di mettere insieme le persone, mettere insieme le funzioni, mettere insieme le discipline, mettere insieme le conoscenze, mettere insieme, cambiare il nostro set mentale per la quale i muri servono non per separare le proprietà mia dalla tua, da quella di quell'altro, separare le nazioni o separare, impedire al mondo di muoversi, ma i muri invece servono per un altro atteggiamento mentale, per un altro obiettivo. E così mi sono imbattuto nel concetto di confine e ho studiato il concetto di confine, che è un tema che alla Donatella piace tantissimo, il concetto di dove finisce una cosa e incomincia quell'altra, dove finisce una emozione e ne incomincia un'altra, dove finisce un atteggiamento, un comportamento, e ne incomincia un altro. Quel confine lì, che cos'è quel confine lì? È sempre una cosa invalicabile, è sempre una roba dura, impenetrabile, o è qualche cosa che abbiamo noi nella nostra testa insieme a quei pregiudizi, a quegli assiomi, a quei bias che ci siamo fatti nella nostra mente per vivere meglio la vita, perché non è che ce li costruiamo per vivere peggio, ce li costruiamo per vivere meglio. E mi sono imbattuto nelle aree demilitarizzate. Forse non tutti se lo ricordano, ma nella guerra della Corea era stata fatta un'area demilitarizzata per separare la Corea del Sud dalla Corea del Nord. Ed era un'area proprio nella quale non c'era né l'uno né l'altro. Insomma, loro hanno detto, pensate che meraviglia, hanno detto, il confine non è una roba per cui qui finisce uno e incomincia quell'altro, ma il confine è una roba nella quale quello che appartiene a me appartiene anche a te e quello che appartiene a te appartiene anche a me. Cioè c'è un'area in mezzo, c'è quest'area in mezzo che è un'area di incontro, un'area di relazione, un'area che lasciamo lì di comune accordo perché lo possiamo fare, di comune accordo perché in quell'area lì potremmo far nascere una ragione di vivere insieme. E in quell'area lì sono venuti fuori, in quell'area della Corea sono venuti fuori degli animali che si pensava fossero estinti, sono venuti fuori dei fiori e delle piante che non si vedevano più da centinaia d'anni. Cioè è rifiorita un tipo di vita che nessuno si aspettava. Siccome queste metafore, queste simbologie, queste robe, a me mi riempiono completamente, ho detto, è questo che bisogna fare, ma guardate, è chiaro, anche il confine della nostra casa non deve essere un confine, un muro e fino a qua comando io e da là comanda qualcun altro, e forse non comanda nessuno perché comandiamo tutti insieme. E questa idea per la quale quando comandiamo tutti siamo convinti che non sia di nessuno, che chissà quella roba. Beh, un altro tema. E così ho pensato a costruire delle case, dei condomini, nella quale questi spazi tra le case fossero, tra le singole proprietà, fossero degli spazi di relazione. E fossero degli spazi, appunto, da riempire con qualche cosa. E con qualche cosa, che cosa poteva essere questo qualche cosa? E ho pensato, riempiamolo dei desideri, delle ambizioni, dai sogni, dalle passioni delle singole persone. E così ho fatto una serie di edifici che adesso appunto anche con la Donatella vorremmo commentare, che si chiamano Happy Stations. Le Air Stations, no? Che hanno un nome così da fantascienza, in realtà non hanno niente di fantascientifico, perché sono la cosa idealmente più reale e più concreta possibile. E le Happy Stations ugualmente sono la cosa più reale,
anche se magari non li costruiamo, ma possiamo incominciare a pensare che una cosa così potrebbe funzionare, sarei già molto soddisfatto. Allora, chiedo alla regia di farlo vedere questo video, queste Happy Stations. Ma come facciamo ad affrontare la sfida della sostenibilità se non siamo tutti d'accordo? Se non siamo d'accordo che questa è l'ultima occasione che ci è concessa, che le prossime generazioni pagheranno il prezzo di questo scellerato momento, se continuiamo a non capire e a non capirci. Se anche nelle relazioni interpersonali esibiamo rabbie e incomprensioni, se anche nelle piccole comunità ci assaltiamo e insultiamo, se anche nelle nostre città, nei quartieri, nei condomini, dove viviamo tutti sotto lo stesso tetto, troviamo sempre il modo di offendere e aggredire. Anche noi architetti abbiamo delle responsabilità. E se è vero che progettando gli edifici progettiamo i comportamenti di coloro che vi vivono dentro, allora dobbiamo elaborare un nuovo modello di condominio dove sia la ragione stessa dello stare insieme a suggerire la forma dell'architettura, non l'omologazione delle abitazioni e dei suoi abitanti. Mettiamo insieme le passioni, i piaceri, i sogni e costruiamo degli edifici fatti per renderli reali. E facciamo che questi edifici rendano il paesaggio delle nostre periferie più accogliente e festoso, sensibilmente felice. Abbiamo immaginato 5 comunità per le quali abbiamo disegnato 5 condomini di nuova generazione. 1. Iridescent Community. Tutto l'ampio basamento, con una cupola vetrata al centro, è organizzato con laboratori per attività sociali, riunioni, incontri, feste. Si parla del passato e si cerca il futuro. Dal basamento si accede alle abitazioni sovrastanti. 2. Green Community. Un'alta e luminosa serra connette diverse abitazioni circostanti. All'interno, laboratori per il giardinaggio, per la coltivazione di fiori e ortaggi, verdure e frutta. Per tutti coloro che amano prendersi cura della natura. Vi si scopre la bellezza dell'autosufficienza. 3. Blue Community. Nei sottotetti, in alto, vicino al cielo e sotto alle stelle, sopra ad edifici di abitazioni, abbiamo allestito laboratori per le attività commerciali e di scambio. È il luogo dove cercare, da soli e in team, nuovi sviluppi professionali.
4. Gold Community. Nella schiena di un alto edificio abbiamo costruito dei laboratori per le attività di studio, di pensiero, di meditazione. Il valore della cultura è la colonna vertebrale della nostra civiltà. Salendo per le librerie ricoperte di libri, si entra negli appartamenti. 5. Bright Community. Abbiamo trasformato gli stretti e angusti vani in scala degli attuali condomini in ampi, luminosi e accoglienti ambienti per le attività manuali con laboratori per il legno, i metalli, la porcellana, la meccanica. Abbiamo creato un grande spazio vuoto per la creatività, dal quale si accede agli appartamenti e che dà forma all'edificio. Abbiamo chiamato queste comunità Happy Stations. Questo tema di dove finisco io e dove incominciano gli altri è un tema che la Donatella conosce molto bene e che lei chiama il momento dell'ascolto. Allora io vorrei che la Donatella ci spiegasse bene proprio che cos'è questo ascolto. Sì, però ti voglio dire anche che, perché ho visto con molta attenzione questa cosa, l'importanza quando tu dici ho creato tra un edificio e l'altro degli spazi, no? Sono gli spazi proprio di transizione di cui tutti noi abbiamo bisogno. Allora io dico, ma perché ci siamo trovati io e te? Perché parto da quando io vedevo dei bambini arrivare troppo tardi, a 5-6 anni, dicevo alla mamma e al papà, dicevo, ma questo bambino che non mangiava, non dormiva, ma con chi avete parlato? Con nessuno, perché parliamo del 93, non c'erano ancora spazi di ascolto per i genitori non configurati con la patologia. Allora mi è venuto in mente, io lavoravo alla neuropsichiatria qui infantile di Venezia, che bisognava creare degli spazi intermediari, cioè degli spazi dove i genitori potessero venire con i loro bambini dagli 0 ai 3 anni. I bambini erano considerati come delle persone, e stavano con i loro genitori, incontravano altri bambini e c'erano degli operatori che erano all'ascolto del bambino e dei genitori, ma non erano lì dietro un tavolo, stavano in mezzo a loro. Questi spazi transizionali, come io li chiamavo, erano necessari soprattutto quando il bambino doveva separarsi dai genitori, per esempio andare nella scuola materna, e doveva prendere dimestichezza anche con altri bambini, senza la separazione, lo strappo del genitore. Quando il bambino va all'asilo nido, e purtroppo per i bambini, ma per necessità dei genitori, i bambini vengono messi all'asilo nido molto presto, quindi c'è uno strappo che può provocare un traumatismo di una separazione, e questo noi dobbiamo tenerne conto. Allora bisognava creare degli spazi intermediari perché genitori e bambini potessero, prima di fare la scissione, ogni tanto venissero in quegli spazi. Così sono nate le Porte Verdi. Sono nate le Porte Verdi perché il bambino stava sì col genitore, però si allontanava e stava verso gli altri bambini, quindi cominciava a prendere dimestichezza con una certa autonomia, ma con le spalle coperte. C'era bisogno, ecco. Quindi c'era bisogno, perché quando invece, ti faccio un'altra esperienza del Vietnam, altra mentalità orientale con i quali ho lavorato per creare queste cose, loro fino a 3 anni il bambino non tocca nemmeno il terreno, perché tanto c'è la famiglia che è importante. A 3 anni lo mettono nella scuola, che per loro è fondamentale, nella scuola materna. Ma io ho visto questi bambini, erano come dei pazzi erranti senza nessuna mediazione.
Quindi i luoghi di transizione, di comunicazione, sono una necessità fondamentale per l'essere umano, quello che tu dici, che è meraviglioso, ma da un punto di vista psicologico c'è una necessità di stare in uno spazio che non è lo spazio privato, ma che non è ancora lo spazio vuoto, uno spazio di mediazione. E quando quindi ho fatto queste porte verdi, perché pensavo che ci volesse questa mediazione per l'essere umano, di non andare in un'esperienza disorientante, perché per noi quando siamo piccoli abbiamo bisogno di avere delle mura protettive. Se siamo troppo lasciati da soli stiamo male, e c'è chi ce la fa, ma c'è anche chi non ce la fa, e noi sappiamo che costa molto cara la patologia. Allora andavo dai politici e dicevo: guardate, facciamo questi luoghi perché questi luoghi sono importanti, sono di prevenzione. E loro mi dicevano: vabbè dottoressa, è giusto, ma che cosa fate? Ascoltiamo. Sì, vabbè, ma cosa fate praticamente? Ascoltiamo. Ma praticamente che cosa fate? E allora lì ho capito che l'ascolto, ed era ancora un'epoca in cui non si parlava di ascolto, è fondamentale, ma come è fondamentale anche nella vostra professione. Perché l'ascolto, come per noi, ma voi tanto fate la stessa professione che facciamo, perché sempre di spazi voi avete a che fare e sempre di persone avete a che fare. L'ascolto è prima di tutto avere uno spazio mentale per l'altro, cioè, come diceva, uscire da un pregiudizio, come una camera vuota dove siamo pronti ad accogliere il cliente senza dire questo ci è antipatico. Quando diciamo questo ci è antipatico chiudiamo già tutte le possibilità. Quindi ascolto è cercare di avere un ascolto di tipo non mentale ma empatico, usare una cosa che abbiamo tutti, non abbiamo bisogno di andare all'università per avere, ma nessuno usa, l'empatia. Che cosa mi muove questa persona? Che cosa mi sta dicendo questa persona? Avere quello che diceva Freud, un ascolto fluttuante, quando vuole avere una casa, no? Beh, lo lasciamo parlare. Poi, diceva Freud, lasciate che il paziente dica tutto quello che vuole, poi non prendete appunti. L'inconscio ritiene le cose importanti. E poi noi restituiamo quelle 2 o 3 cose che ci sembrano più importanti. Magari dice: io voglio grandi spazi, magari lo dice 2 o 3 volte. Possibile, no? Nel primo colloquio. La restituzione, mi sembra di aver capito che i grandi spazi sono importanti per lei, dà all'altra persona la percezione di essere ascoltato. Ascoltato vuol dire essere contenuto. Ecco, questo è per me fondamentale. Oltre la capacità di osservare come uno si siede, osservare come uno si pone, se sta seduto, se sta comodo, se sta con la sedia, con la borsa, insomma, tutta quella che è la fisionomica è importante. L'osservare, l'ascoltare empaticamente, ma restituire. Questo secondo me è fondamentale per la vostra professione, per la nostra professione. Noi non, parlo per me, non è che abbiamo le chiavi per far star bene le persone completamente, però dobbiamo essere in grado di restituire delle emozioni. Ma come lo facciamo? Con la teoria? No, la teoria ce l'abbiamo strutturante, come ce l'avete anche voi, siete dei tecnici. Ma la persona che viene da voi ha bisogno di essere contenuta emozionalmente prima di tutto. E questo si ha nel momento del progetto, dove il desiderio viene fuori. E ci sono persone però che non hanno desideri perché sono talmente bloccati che dicono: architetto, faccia lei. Può succedere. E quello, vi dico, non cadete in questo trabocchetto, perché sarebbe come togliere una grandissima possibilità a quella persona di aprire nuove porte. Voi dovete essere un po' come facciamo noi, coloro che traghettano da uno spazio chiuso, uno spazio bloccato, a qualcosa di nuovo, ma non senza mettersi troppo in avanti. E quindi dà alla vostra professione una competenza fantastica, perché nel frattempo cambiate anche voi, oltre che la persona. No, tu esprimi molto bene questa necessità di fare confluire
delle maniere di fare, delle conoscenze, delle discipline, proprio discipline scientifiche, in un mondo che deve per forza amalgamarsi attorno a una maniera di fare che mette insieme tecnica e emozionalità. E bisogni anche bisogni fondamentali della persona. C'era una bellissima, una delle ultime interviste che ha fatto la Rita Levi Montalcini, che mi è rimasta molto impressa, nella quale il giornalista gli chiedeva: ma dottoressa, qual è il progresso qual è il concetto di progresso per lei? E lei ha risposto, da neurologa, proprio da chi studia i neuroni che passano attraverso il corpo e che arrivano al cervello. Ha detto, il progresso è la capacità dell'uomo di controllare la sfera emozionale con la sfera razionale e la sfera razionale con la sfera emozionale. Vuol dire che dentro di noi abbiamo sempre una parte razionale e una parte emozionale. C'è sempre ragione ed emozione. Non esisterà mai l'uomo puramente emozionale o puramente razionale, perché o è appunto in un momento di blocco psicologico che deve risolvere, oppure non è veramente veritiero con se stesso, perché uno che dice io sono perfettamente razionale esprime immediatamente che ha questa emozione di dire io sono perfettamente razionale. E quindi questa combinazione tra razionalità ed emotività è sempre presente, ed è sempre la grande lotta che probabilmente facciamo dentro noi stessi in ogni momento per equilibrarci. E quando questo confronto non è più equilibrato, succede appunto che non ti trovi più. E credo che quello che tu dici proprio delle relazioni tra architetto e cliente possa in qualche maniera anche essere valutato sotto questo aspetto qui, cioè di capire quanto è veramente razionale e sincera la richiesta, o quanto invece non sia confusa in mezzo a tutto un problema di intrecci che non si sanno sciogliere. Ma questo in genere è sempre confuso, perché costruire uno spazio, rimetterlo a posto, cambiarlo, parte da un desiderio che sembra chiaro, no? Uno dice voglio farmi una casa, voglio così, però poi in genere si confonde, perché vengono fuori proprio, adesso prendo il tuo esempio, viene fuori quel bambino che non aveva uno spazio differenziato, quindi vuole molto differenziarsi, cioè la storia personale viene sempre fuori, e con la storia vengono anche le difficoltà, i blocchi, la paura magari di aprirsi un nuovo spazio, e l'architetto si trova di fronte a questi scogli, ai famosi progetti impossibili, dove si blocca perché non c'è la possibilità di andare avanti, e questi progetti impossibili, queste sono anche delle tecniche nostre, si possono vedere già dal primo colloquio. Per quello che ti dico che ti faccio un esempio pratico, perché ogni tanto faccio degli incontri con gli architetti, e ricordo di un architetto che diceva: ma insomma, io ho ho perso un mucchio di tempo e anche un mucchio di soldi, perché ho una persona che mi ha chiesto di cambiare lo spazio di sua mamma e di fare del grande appartamento della madre 2 appartamenti, uno per me, per la mia compagna e la mia bambina, e uno per la madre. Ho fatto 8 progetti e non gli andava bene nessuno, ho perso 2 anni, non va bene nessuno. Allora gli ho chiesto, di solito queste cose si vedono nel primo colloquio, si ricorda come è andato il primo colloquio? E lui se lo ricordava molto bene e ha detto: sì, mi ricordo, mi hanno portato nella casa da cambiare, nello spazio da cambiare, era una casa di proprietà della madre, tutta messa male, e eravamo io, mia madre
io architetto, la madre e il committente, diciamo, però pagava la madre, e c'erano solo 2 sedie. E questo la dice lunga, cioè si sono seduti loro e l'architetto non aveva da sedersi. Che cosa vuol dire questo? Che era una coppia, cioè che non c'era spazio per lui, banalmente non c'era spazio per lui. Era entrato in una dinamica, noi la chiamiamo perversa, dove c'è un desiderio superficiale, ma c'è già nel primo incipit una, diciamo, topografia nevrotica, una collocazione in cui non va bene. E queste cose si vedono. Quindi nella richiesta magari c'è un desiderio sincero, ma ci sono delle resistenze che sono molto psicologiche. Per esempio, quando finisce la casa, e un'altra situazione di un architetto è che la cliente dice: guardi, finita la casa non mi piace assolutamente, non mi piace proprio, vorrei cambiare la carta d'apparati. Ma come, l'abbiamo decisa, è tutto perfetto? No, guardi, non va bene assolutamente. Cosa vuol dire questo? Difatti questo architetto ha detto: aspetti un attimo, dica va bene, ci pensiamo domani. Questa era una paura dell'abbandono, perché con l'architetto si crea un rapporto transferale talmente forte che nel momento in cui finisce il progetto, ci sono i sentimenti tipici dell'abbandono, che è quello quando, come il bambino, la mamma viene lasciata, la mamma si dice: sei brutta e cattiva, cioè tu mi abbandoni, quindi non mi va più bene quello che hai fatto. Quindi ci sono questi meccanismi psicologici che bisogna sapere avere la pazienza di affrontare le resistenze, perché quando anche il cliente dice no, non mi va bene, calma. Si devono mettere in moto tanti strati, quindi la fretta non è un lavoro da fretta, è un lavoro da tempo, da pazienza. Ci dai un consiglio molto chiaro e semplice, che stiamo calmi. Come? No, ne approfitto dell'invito a chiedere se ci sono delle domande o dei temi che meritano essere un po' approfonditi. Sì, certo. No, dicevo, sul progetto delle stazioni che abbiamo visto, che mi sembra di capire che è nuovo, o quantomeno io non lo conoscevo, no, mi chiedevo, rispetto ad altri che avevo in realtà conosciuto anche superficialmente, in realtà, se c'era una gerarchia e chi sono diciamo nella visione, ovviamente, tendendola larga, chi sono gli abitanti, e se c'era una gerarchia tra le stazioni, perché nei percorsi precedenti avevo intuito un percorso di questo tipo in cui, non dico una gerarchia ma un senso. Qui ho faticato, ma perché forse nella velocità dell'esposizione ho faticato a capire se c'era poi davvero cioè se sono livelli gerarchici uguali, se c'è un procedimento in cui, non so, gli abitanti si spostano, No. magari inquadrarlo un po' dal punto di vista proprio... Giusto, sì. No, l'idea è proprio quella di costruire dei condomini nei quali vai ad abitare perché vuoi andare ad abitare, perché ci trovi qualche cosa di più che non semplicemente la metratura al prezzo che sei disposto a pagare. E dato che proprio che nella professione ci capita di costruire dei blocchi residenziali o dei quartieri residenziali, e adesso si fa molto di costruire dei servizi comuni, perché nei condomini si fanno molto spesso le palestre, le biblioteche, le sale di riunioni, si fanno i boschi verticali con tanti alberi, tanti giardini, che però sono sempre concepiti come dei servizi extra da pagare, che quando compri la casa
devi pagare anche questi servizi. E questo in molti casi si sta rivelando invece che un vantaggio commerciale uno svantaggio, perché hai tante spese comuni, hai tante cose a cui pensare, che alla fine dici sì, ma io la piscina non la uso perché ho paura dell'acqua, faccio l'esempio, oppure gli alberi nel terrazzo non li voglio perché voglio poter vedere fuori. E quindi mi sono domandato, sì, ma perché non possiamo invece pensare, adesso che c'è questo fenomeno per cui si cambia la casa molto più spesso, si è molto più nomadi che una volta. Allora, ho visto delle ricerche nelle quali si dice che i nostri nonni non cambiavano di casa, i nostri padri abitavano nella casa dei nostri nonni e così via. E questo anche in molte città storiche succede ancora così. Ma in generale nel mondo, quella che si chiama anche la giappanizzazione del mondo, perché i giapponesi per certi versi hanno un sistema base di vita che sta diventando sempre più comune nel mondo, perché hanno le case piccole, perché costano troppe le cose, dentro la casa non hanno spazio intimo, i genitori quando vogliono avere un momento da soli vanno in albergo. Insomma, i giapponesi oggi cambiano minimo 7 case nella vita. Adesso le prospettive sono di cambiare casa 12-15 volte nella vita. C'è questa idea per cui la casa è appunto un luogo anche sperimentale, di flusso, si cambia dal resto così tanto oggi, cambiamo tutti così tanto, cambiamo così tanto i nostri comportamenti, cambiamo così tanto le nostre priorità. Basta pensare a cosa ha significato il telefonino nella vita di tutti quanti. Questa trasformazione ci spinge a immaginarci che sarà una trasformazione molto più repentina e molto più veloce nel futuro, tanto che non saremo nemmeno in grado di starci dietro in tanti casi, e questo fa paura. Quindi la domanda che mi faccio, e la domanda anche che ho condiviso con i miei amici del circolo, è proprio come facciamo a inventare delle case nelle quali desideriamo andare. E ho appunto montato su questo anche dopo quell'incontro con la Donatella di cos'era, 1 anno e mezzo fa più o meno. E intendo andare avanti, perché questa non è una conclusione, è solamente un inizio. È un inizio che incomincia anche a condividere con i developer, gli sviluppatori immobiliari con i quali tratto, i quali non vedono questa formula qui, perché questa formula qui è chiaramente dal punto di vista imprenditoriale troppo rischiosa, ma vedono l'idea di non investire più sull'aspetto delle case come parcelle chiuse, ma sulle case come luoghi di seduzione personale, luoghi di seduzione dove permettere a ciascuno di esprimere la sua identità più impellente in quel momento. Scusami, ma tu hai fatto venire fuori, sembrano casi per affinità elettive, perché c'è chi ama la natura, chi ama la manualità, quindi quello che è del visionario è quello di prevenire, di far venire fuori i bisogni che magari la gente non ha ancora, e magari uno non ha mai pensato che gli piacerebbe di andare in una casa dove può coltivare qualche cosa o può mettere le mani, perché è una casa, diciamo, per artigiani. E quindi sono case per affinità elettive, e uno almeno se le chiede. L'hai detto benissimo, per affinità elettive, esattamente. Sì, ma almeno adesso anch'io stavo dicendo, ma in quale andrei io?
Capisci? Ma adesso mi hai fatto venire voglia di fare la casa delle porte verdi. Bene, E tu sicuramente vai. Guarda, felice. Ma soprattutto per i bambini, cioè ci vogliono degli spazi transizionali, quello veramente ci vorrebbero sempre, perché non vengono catapultati subito in una separazione un po' hard. Ecco, questo va bene. Questo. No, forse concludo con una storiella. Concludo. Una storiella che mi piace molto, perché me l'ha raccontata Kosakowski, un regista cinematografico con il quale siamo entrati in simpatia, in amicizia, e mi ha raccontato che sovietico, russo, è scappato dalla Russia, non vuole più avere niente a che fare con la Russia, vive tra Berlino, Londra e Parigi. Ed è una di queste persone che le happy stations le desidera ardentemente, perché non essendo di nessun posto in pratica ha bisogno di trovare in un posto qualche cosa per se stesso, esattamente fuori luogo. E mi ha detto, nella vecchia come si chiama, Unione Sovietica selezionavano in giro per la grande madre Russia, selezionavano i bambini migliori dalle scuole dello Stato, e c'erano delle persone che andavano in giro per le varie città e prendevano dalle classi gli studenti migliori e li portavano a Mosca. Per fare la scuola dell'eccellenza di tutti i migliori bambini della Russia. E la cosa più bella che ha raccontato e che riguarda proprio il rapporto che noi dobbiamo avere con la società è che non solo nella classe dei migliori si ricostruivano quelle strutture per cui c'erano i migliori, i più lavativi, i più furfanti, i più furbetti, i più disturbatori, i più tranquilli. Non solo, e quindi nella classe dei migliori non rimanevano tutti i migliori, si formava lo stesso che era la struttura sociale nella quale erano stati pescati. Ma la cosa più bella è che ancora di più nelle classi nelle quali mancavano i migliori si riformavano i migliori che erano migliori dei migliori. Questa è un'altra di quelle cose che mi apre il cuore e mi fa pensare bene per il futuro. È proprio quello che la società non è mai fatta di gente uguale, non è mai fatta abbiamo assolutamente bisogno di un contrasto, abbiamo assolutamente bisogno di un rapporto nel quale si veda l'alternativa costantemente. Se non vediamo l'alternativa, se non costruiamo dentro la nostra testa tutto quel sistema di gerarchia delle cose che ci sono compatibili e quelle che non ci sono compatibili, e non siamo disposti anche a metterle continuamente in discussione e a renderci parte di quel flusso, che probabilmente è lo stesso flusso che il paziente sul lettino di Freud esprime. Se non siamo disposti a fare questo, vivremo sempre in qualche maniera malamente tutte le stupende, straordinarie opportunità che abbiamo. Grazie. Grazie.